Eccoci qua cari telespettatori, ben ritornati con noi. Venerdì di solito dialoghiamo direttamente con i pensionati dello SPI-CGIL, questa volta in modo indiretto attraverso il CAF CGIL Nord-Est. Perché? Perché parliamo del super bonus 110%. E che c'entra? C'entra perché tantissime persone che sono magari in pensione a una certa età vogliono anche godere della propria abitazione, rimetterla un po' in sesto perché possa durare i tempi a venire, o lasciarla magari ai propri figli, o insomma fare anche degli investimenti. Ci stanno pensando, ci sono case che hanno la loro età, non sono coibentate, hanno dei costi energetici enormi e questa è una grossissima opportunità. Però bisogna capire come procedere, c'è timore, c'è titubanza, ci sono delle incertezze, ci sono delle difficoltà anche di carattere burocratico. Ecco che pensionati, non solo pensionati per carità, però questa è una fascia anche molto interessante dove c'è anche la disponibilità di fare questo significativo investimento che teoricamente nella sostanza non dovrebbe comportare degli risborsi economici pesanti assolutamente. Allora, vediamo lo stato della situazione, che cosa succede, come si fa, come si procede, quali sono i rischi, i pericoli, i vantaggi. Ne parliamo nuovamente dopo un po' di tempo che non ci vedevamo. Ben ritornato qui con noi Claudio Zaccarin, amministratore delegato del CAF CGIL Nord-Est, grazie di essere qui con noi. Supportato in questo da Massimo Codato, amministratore delegato di Rilancio Italia, rete di imprese e professionisti che hanno realizzato questa piattaforma www.rilancioitalia2020.it, dando servizi di assistenza e supporto per quanto riguarda questo super bonus 110%. Detto questo, passo la parola a lei, amministratore. Allora, com'è la situazione rispetto a un po' di mesi fa che ci eravamo visti? Stato dell'arte, stato di avanzamento lavori, tra virgolette. Beh, intanto buongiorno a lei e tutti i telespettatori. Sì, sono passati un po' di mesi, ormai siamo a regime, mentre molto tempo fa, quando abbiamo fatto questa intervista, eravamo all'inizio. Oggi insomma siamo partiti alla grande con i lavori, con le commesse, e la piattaforma ha raccolto circa 800 commesse, quindi abbiamo avuto un forte lavoro, una forte attività. Diciamo che in questi mesi di lavoro, di attività, ci sono state alcune criticità. La criticità più grande è quella di tempi di attesa da parte dei clienti, perché le imprese che fanno questo tipo di attività attraverso la cessione del credito, perché questa è una delle clausole obbligatorie per stare dentro la nostra piattaforma, e cioè il fatto che sia l'impresa attraverso il sistema bancario che è presente nella piattaforma che si assume il credito nei confronti del committente, perciò nei confronti del cittadino, e il cittadino non fa nessun tipo di accordo né con la banca né con nessuno, firma solo un contratto con l'azienda e cede il suo credito. Quindi è evidente che tutta questa commistione di ruoli e di soggetti, e perciò i tecnici, le imprese, i fornitori, le banche e il cliente che commissiona il lavoro, devono essere messi dentro in un contesto in cui tutti siano garantiti, tutti rispettano le leggi, ma soprattutto, ed è questo il motivo per cui con Rilancio Italia abbiamo costruito questa piattaforma, sia garantito il cittadino, e cioè sia garantito che quando incomincia i lavori presso la propria abitazione o condominio, quei lavori siano stati accettati per la cessione del credito dall'Agenzia delle Entrate, perché questo è il nodo. Il rischio vero di tutta questa partita con il super bonus 110 è che tu incominci i lavori, fai anche la cessione perché trovi magari l'impresa che te lo fa, poi per qualche motivo l'Agenzia delle Entrate non vede regolarità nella fatturazione piuttosto che nei documenti catastali della casa e ti blocca la cessione del credito. A questo punto la banca si rifà sul proprietario della casa. Quindi se il valore era di 80.000 euro te li devi tirare fuori tutti. Esatto, e noi questo abbiamo voluto evitarlo fin dall'inizio, perché questo è un rischio che io come cittadino non vorrei correre. Io voglio la certezza che se faccio un lavoro nella mia casa per 50.000 euro, quei 50.000 euro mi siano tutti rimborsati dallo Stato, o attraverso la mia dichiarazione di redditi, se voglio,
prendendo il 110%, oppure attraverso l'impresa a cui faccio la gestione del credito, che si prende il 110% lei e se lo divide con le spese della banca, e quindi io non tiro fuori un quattrino. Quindi questa è la complessità. Poi la piattaforma naturalmente aiuta l'impresa, perché anche questo è un pezzo molto importante per incentivare le imprese e i professionisti a gestire il superbonus, a gestire tutta la pratica burocratica, perché abbiamo una piattaforma dove ogni documento deve essere siglato, c'è l'elenco dei documenti, perciò è difficile dimenticarsi qualcosa, ci sono delle scadenze che la piattaforma ricorda al tecnico e al professionista, cioè ci sono tutta una serie di meccanismi anche digitalizzati che facilitano il lavoro del professionista, il lavoro dell'impresa, in modo tale che quando è ora di presentare all'Agenzia delle Entrate il visto di conformità da parte del CAF, tutta la documentazione sia in ordine e sia presente. Perché basta che manchi un documento o che non ci si ricordi di presentarlo all'Enea piuttosto che in qualche altro ente pubblico e salta il finanziamento. Si rischia perlomeno di saltare se non si presenta. Quindi tutto questo processo è ordinato dentro una piattaforma, aiuta il professionista, garantisce il cliente. Noi siamo contenti, è stato molto faticoso mettere in piedi tutto ciò, farraginoso all'inizio, oggi stiamo camminando. Ripeto, l'unica cosa su cui ancora purtroppo non siamo in grado di soddisfare il cliente è di dirgli: vieni da noi, la prossima settimana incominci i lavori. Questo no, ci vuole qualche mese di attesa prima che l'impresa sia in grado di cominciare. Di cominciare, poi attenzione perché è bene precisarlo. Cominciare i lavori è un discorso con tutte le carte eccetera e poi proseguirli, per cui uno deve mettere in conto, e lo dicono sempre gli operatori del settore, anche 6 mesi, un anno circa per il completamento dei lavori, per cui il problema dell'abitare in quel luogo in certi casi può diventare un po' difficile per certi interventi. Allora rivediamo la cosa attraverso le slide che così stigmatizzano quanto ha detto. Vediamo la prima slide in modo che anche i nostri telespettatori possano un po' capire i vari passaggi. Eccolo qua. Un'occasione irripetibile, questo lo diceva anche lei ed è senza dubbio un dato di fatto, quindi qua mi aggancio subito. Proroga richiesta, come la vede? Beh, la proroga è fondamentale perché, ripeto, le ultime disposizioni di legge complete sono state a marzo del 2021, quindi siamo partiti, tutto il mondo dell'edilizia è partito in ritardo con questa azione. Era d'obbligo fare una proroga se si voleva che riuscisse e si ottenesse qualche risultato. La proroga è per le famiglie al 30 di giugno del 2022, mentre per i condomini è al 31 dicembre 2022, addirittura per gli IACP è il 31 dicembre 2023, quindi ci sono delle proroghe. La cosa che devo dire, quindi abbiamo più tempo. Tenete conto che la proroga significa che a quella data di giugno 2022 io devo aver versato e aver avuto in tasca il 60% delle fatture dell'importo totale. Quindi giunto quasi al termine lavori. Quindi se io ho un lavoro da 50.000 euro in casa mia, programmato nell'appalto, basta che abbia fatto fatture per 30.000 euro, che è giusto il 60% a giugno del 2022, io poi il resto lo posso fare con molta più calma, anche i lavori e la fatturazione, perché ho di rientro nel diritto del 110% totale dei costi. Anche questo è un aspetto, però elevato non è relativo a chi ordina i lavori, ma alle imprese che si danno da fare, dopo ne parliamo appunto con Massimo Codato, perché se, come ieri sentivamo il presidente di Confartigianato, dice noi abbiamo i materiali, 6 mesi ci fanno aspettare i serramenti, c'è poco da dire. 6 mesi, magari a gennaio inizia arrivi a giugno e altro che 60%, c'hai piccolo problema. Beh, una cosa è avere il materiale, una cosa magari è poter fare magari una fattura quindi prima della scadenza, ci si mette d'accordo con l'impresa, basta avere le fatture da mandare all'Agenzia delle Entrate. Altro aspetto che è sempre relativo alla prima slide, costo zero, e qui è una questione un po' controversa, perché tanti dicono non illudetevi che sia proprio costo zero, perché qualche spesa ci sarà da sostenere. Vuole parlarmene lei, se è più dentro la questione, che magari è più relativa alla fiscalità, l'amministratore delegato se non lo mettiamo in crisi?
Sì, allora costo zero, assolutamente sì, è possibile fare i lavori a costo zero, purché i lavori siano inerenti a quello che dispone la legge. Che ne so, se io devo fare dei lavori con dei trainanti, ovvero la sostituzione della caldaia, il cappotto, sono due esempi di elementi trainanti, appresso a questi trainanti ci posso attaccare degli elementi trainati, come ad esempio la sostituzione degli infissi. In questo caso la sostituzione degli infissi gode del 110, così come gode del 110 la caldaia e il cappotto. Se io però faccio solamente la sostituzione degli infissi senza mettere dei elementi trainanti, non posso godere del 110%, avrò un 50 o un 65 a seconda della tipologia di intervento che vado a fare, quindi il resto dei soldi li devo mettere io. Però per esempio sto pensando a una cosa anche banalissima, dopo magari la vediamo insieme, ma viene in questo momento la domanda. Mi mettono sto benedetto cappotto, poi valutare attenzione se è il caso o non è il caso, perché i cappotti possono trasformare la casa anche in un inferno di umidità. Mi devono dipingere questa facciata, certo. E lì invece no, non va al 110, lì va al 90. No, dipende, se io ho fatto il cappotto anche la dipintura rientra nel 110. Quindi la pittura del cappotto, quindi che sì. Della casa e tutto il quanto. Il ciclo completo rientra nel 110. Il 90 è solo per il bonus facciate e basta. E quindi in questo caso, perché molti dicevano attenzione che ti aggancia il bonus facciate, e quindi per questo no, rientra tutto. Il bonus facciate non ci si aggancia con nulla. Se tu ridipingi tutta la casa quando hai fatto il cappotto rientra nel 110, se tu fai solo il bonus facciate ma non il cappotto hai il 90% di bonus facciate. Perfetto. E poi l'altra cosa, sempre relativa alla prima slide che era interessante, è il miglioramento di 2 classi energetiche. Allora, chi mi dice che classe energetica mi trovo, chi dà la garanzia di avere questo miglioramento di 2 classi energetiche, quindi l'asseverazione finale che attesta la possibilità? Il nostro modo di operare è diviso in 2 fasi. Una prima fase c'è una valutazione preliminare, appunto, dove si verifica lo stato dell'edificio, in quale classe energetica si trova, e si calcola a quale classe energetica arriverà nel momento in cui io andrò ad operare determinati lavori. Si fa anche 2 verifiche, una si chiama titolo soggettivo e la fa proprio il CAF, che su questo credo non c'è un'organizzazione migliore di CAF CGIL da questo punto di vista, in grado di poter verificare se la persona ha diritto o meno a poter beneficiare del 110, perché ci potrebbe essere che la persona o ha dei problemi col fisco o ha delle preclusioni inerenti, mancati versamenti o cose di questo genere, per cui non può aver diritto questa cosa mi era sfuggita. Al 110. Quindi non tutti soggettivamente possono essere diciamo molti, però è bene fare una verifica prima, perché giustamente anche l'impresa che esegue i lavori, che accetta di fare lo sconto in fattura, non può trovarsi a metà lavori e scoprire che quel cittadino per qualche motivo non ha diritto a poter beneficiare del 110. Quindi facciamo un lavoro preliminare che quasi sempre ha esito positivo, perché la maggior parte delle persone sono a posto, e questa condizione prevede 2 cose. Una, di andare a verificare le caratteristiche soggettive in capo alla persona, l'altra le caratteristiche oggettive in capo all'immobile, quindi accesso agli atti in comune, verifica se quell'immobile è esattamente come lo si trova all'ufficio tecnico del comune, se nel frattempo non sono stati realizzati dei muri, delle finestre, delle cose che non sono ancora sistemate. Nel caso in cui non siano sistemate bisognerà operare una sanatoria, e una volta che la sanatoria è a posto, chiaramente il tecnico può firmare l'ok all'inizio lavori. Quindi fondamentalmente dobbiamo avere 2 ok, un ok sull'edificio e un ok sulla persona. Perfetto. E un ok sullo stato energetico dell'edificio, cioè sapere che quell'edificio si trova, che ne so, in classe F, e a seguito di questi lavori andrà a finire in classe. Fermiamoci a questo punto qua, perché poi c'è l'altra valutazione. Abbiamo una pubblicità, pochi secondi e poi torniamo insieme.